Sono 120 le farmacie in Veneto che dal 1 luglio effettuano vaccini, con una media di 30 inoculazioni alla settimana. A prenotarsi soprattutto i giovani, che in questo modo riescono ad anticipare la somministrazione, altrimenti programmabile negli hub per fine mese. A disposizione il siero Moderna per soggetti maggiorenni e uno stock minimo di Johnson & Johnson riservato alle persone di età superiore ai 60 anni in sedute specifiche per questo target. 22 le farmacie di comunità che hanno già richiesto le dosi alle farmacie ospedaliere, per lo più appartenenti all'Us3 Serenissima Veneziana e alla 6 Euganea. Un presidio di prossimità, ha commentato l'assessore alla sanità Manuela Lanzarino, un ulteriore passo verso l'attuazione di quella farmacia dei servizi sulla quale anche noi come Regione Veneto stiamo investendo nell'ambito di screening e intendiamo continuare ad investire anche in futuro. L'elenco delle farmacie che hanno aderito si trova nei siti delle aziende sanitarie ed è aggiornato in continuazione. Il personale è stato adeguatamente formato per la profilassi. Il bollettino dei contagi segnala 55 nuovi casi positivi. Vanno considerati i cluster dei 2 centri estivi di Isola Verde e Padova, 247 le persone ricoverate, di cui 17 in terapia intensiva. Una nuova vittima nelle ultime 24 ore. Il numero complessivo d'inizio pandemia è di 11.616 persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Le vaccinazioni proseguono con una media di 40.000 inoculazioni al giorno, ieri 44.000. Il 33% della popolazione veneta è coperta con doppia dose, il 60,5% con una. Gli ultraottantenni vaccinati con una dose sono il 96,4%, con 2 dosi l'89%, una percentuale che scende però con il diminuire dell'età.